Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Siamo su FIFA 12. Allora, qua siamo nella modalità stagioni. Online ho fatto un po' di partite per ambientarmi. Devo dire ragazzi che c'è veramente tanto lag. E siamo in stagione, siamo nella divisione 7 e finora un buon record con 13 vittorie e 4 pareggi e nessuna sconfitta per il momento. Ho 1, 2, 3, 4, 6 vittorie consecutive. Quindi diciamo che siamo partiti bene in questa carriera. Adesso lag permettendo, vediamo di registrare le azioni salienti della prossima partita. Non ne ho persa neanche una, scommetto le balle che adesso che comincio a registrare comincio a perdere. Vai raga, siamo in divisione 7, seconda partita, la prima l'ho vinta. E andiamo, adesso vediamo che sto registrando, speriamo di non fare figure di merda. Vai ragazzi. Online di solito mi incazzo abbastanza spesso, quindi è un po' insomma di pietà per il Comendone se tiro 4, vabbè non dico bestemmie, ma 4 parolacce in più rispetto al solito, è la normalità. Lui c'ha il Bayern Monaco, ok, Ribéry, occhio ragazzi, no, non posso perdere la prima che registro perché mi c'era il cazzo veramente di brutto. Vai Pepe. No, ma che merda. Vuoi vedere che la perdo veramente la prima? Mamma mia! Perché finora abbiamo un record di tutto rispetto, le 13 vittorie e 4 pareggi, non dico che è una roba da pro, però dai. Attenzione, vai subito. Mamma mia, ho sbagliato. Prima cappellone come quando registrano che c'è niente da fare, sono un coglione. Niente da fare, proprio è pazzesco, è una regola matematica. Boh, vai. Non riesco proprio a concepire questa cosa, pazienza. Occhio Fioi, occhio chi arriva, bravo. Vai Sergione. Cachino, vai Cachino per Osil, vai Mesut, bellissima, bellissima, ed è 1-0, Mesut Osil 12esimo, e si va ragazzi, e si va. Dobbiamo cercare a tutti i costi di mantenere l'imbattibilità il più possibile, per scalare le classifiche del Mondus. Vai Riccardino, Fuffolo, grandissimo per Ronaldo, che sbaglia, peccato. Ottimo, grande Ramos. Madonna che di merda che sto giocando. Vai Lucone, grande Modric. Vai Modric. Ah, Lucotto. Perché mi fai questo, Lucotto? Merda, bravo. No, non è... Ma dai, ecco gli arbitri. Madonna, gli arbitri che do coglioni. Schweinsteiger. Occhio a Franco. Bravo Pepe. Ok, ripartiamo in stile Real, fanculo. Niente, la pressione del video la sento la pressione del video. Angel Di Maria, vai Angel, buono. Vai Lucone, vai Lucotto. Ah, peccato, che sfiga, rimpallo ha favorito il Bayern. Ok, dai, cominciamo a mettere pressione. Porca trota. Ho fatto un gol a centrocampo ieri, una roba incredibile, ero in collegamento con Elia Fatalità. Peccato che non stavo registrando perché è una roba epocale. Col Cri. Vai Cri. Cacà. Sbaglia Riccardino. La. Che dirà, Semi che dirà. Per Riccardino. Bravo Cachino. Vai Cacà. E la dà. Tiro. E c'è il miracolo. Ma perché mi mangi gol? Che dopo la paghi, Comenda, Di testa. Ma vaffanculo. Ario. Ora il... Ecco.
Lui è un pirla, ma io sono un triplo pirla. Dai, che è un dominio, cazzo. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! 2-0. Dai, muoviti che sto registrando, non posso rompermi le balle troppo. Non vedo niente. Cacà. Ronaldo. Riparte il Bayern, ma ancora Real sta giocando una partita discreta, dai, non si può dire ottima, discreta. Perché però online non si sa mai, ragazzi. Ho vinto una partita che perdevo 4-2, ho vinto 5-4 negli ultimi 10 minuti, ma vaffanbrodo. Infatti io come multiplayer preferisco però questo all'Ultimate Team, che nell'Ultimate Team ci sono troppe variabili, intese, stanchezza, rottura dei coglioni. Questo mi piace di più, questa modalità a livello di multi. Anche se l'Ultimate Team ha di bello, chiaramente, che hai le carte, queste robe qua, è molto originale. Ah, che lento, Comendone, al posto di ciaccolare, gioca. Qua ci fanno il culo, Ribery, attenzione a Francone. Occhio al Frank. Bravo. Occhio, no. Mamma mia, gol rischiato. Una piccola considerazione sul Milan, ragazzi. Do not parole in vero inglese. Mai visto una squadra così. Cioè, e abbiamo giocato anche benino, nel derby. Purtroppo, tra l'arbitro che vabbè, lasciamo perdere. E comunque il fatto che siamo delle merde, perché prendere un gol così dopo 3 minuti è scandaloso. Ho visto comunque uno dei derby più scarsi a livello tecnico della storia. Cioè, sia Milan che Inter, due squadrasse, a mio parere. Questa è la mia opinione. C'è anche l'Inter comunque. Anche quando era, anche nel primo tempo, quando era 11 contro 11, insomma, ha rischiato di prendere gol e l'ha anche preso col Monto che era regolare. Cioè, due squadre proprio, cioè, rispetto a Juve, Napoli, Fiorentina, Lazio e forse anche Roma ai livelli inferiori. Cioè, proprio il calcio milanese è crollato secondo me quest'anno. Però non si sa mai, l'Inter magari riesce almeno a arrivare tra le prime 4 secondo me. Il Milan invece 12esimo, se siamo fortunati! Grande Ronaldo. Angelo Di Maria. Poi di testa per poco Sergione Ramos. Comunque vabbè, basta parlare di Milan che mi viene da vomitare. Solo fare questo cazzo di vlog. Su cosa lo faccio, raga? Ecco, consigli su cosa fare il vlog, su cosa devo fare sera. Ciao ragazzi. Argomento del vlog. Ecco, sapete però ormai che adesso ho deciso di avere sempre la divisa del Comenda di Fly Simulator. Quindi sarà sempre giacca, cravatta, Ray-Ban, tutto quanto, ormai quella è la divisa ufficiale dei vlog. E se mi volete consigliare, se mi volete consigliare qualcosa, una parodia o che cazzo ne so, ecco, coglionata, no, manco mai. Insomma, qualcosa di, oppure parlare semplicemente di qualcosa, c'è anche di impegnato, politica, donne, economia, quello che volete, insomma, il Comenda è pronto a tutto. Vai Cacà, se proseguiamo non ci accorrere tanto perché siamo solo 2-0, cerchiamo di chiudere la pratica, chiudiamo la praticona. Qua si ciaccola, da buon veneziano, ma dopo... Comunque ragazzi, prima partita del mio campionato è andata non benissimo, cioè insomma è andata abbastanza bene per essere la prima... Vai, abbiamo perso 6-3 ma ce la siamo giocata, dobbiamo ancora oliare gli schemi e tutto, però il Comendone ha fatto un gran gol di testa. Quindi insomma la punta ha iniziato a sfornare gol. Offside, certo. Che basta un gol e rientra in partita, cioè cerchiamo di fare il terzo e anche il quarto così magari si disconnette. Bellissimo, quando si disconnettano è meraviglioso, è uno dei momenti più indimenticabili di questo gioco. Occhio, aria là, alla cagata del Comenda, aria qua. Itta morti. Ma guarda questo qua, il primo tiro va a fare gol su deviazione, ma va. Ma sì, bravo. Fatti le pippe adesso, vai. Vai di pippa, bravo, gol, bravo. Ciaccolando, ti acciappi in culo. Dai ragazzi, su. Per favore, non voglio scherzi, sul 2-0 deve essere vinta la partita. Giocano troppo per vie centrali. Guarda che sfiga che ho. Guarda, è incredibile.
c'è un po' di tensione perché basta un accolo là, grande Pepe. Dai, dai Ricky. Madonna, adesso ho paura di sbagliare, dai, madonna, niente, so i video mi portano a sfigami. Mamma mia. Sbagliata ancora, adesso lui si è gasato con questo gol da culattone di merda. Occhio, 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 bravo. Dai. Dai, questa è una partita che sono sicuro che senza il video era 6-0 sicuro. Dio mio. Per me le prende tutte, basta, ho deciso così. Occhio. La vedo solo perché ho un brutto presentimento. O segniamo o rischiamo. No, così sei un coglione. Chiunque tu sia, sei un coglionazzo di merda. Dai ragazzi, dai, per favore, non facciamo scherzi, dai, Dio mio. Ora secondo essere 2-1, ma facciava il mondo con un gol del cara, mamma mia, con un autogol praticamente, al primo tiro di sta pippa umana. Dai. Bravo Ricky. Dai Ricky, dalla bene. Ancora, ma che cazzo di tiro è? Vai incurato a mare Ronaldo. Orecchionazzo. Dai, con calma. Non vedi. Quando faccio ste cappelle, guarda, mi vorrei sparare in culo, guarda, proprio veramente. Boh, pure fosse fuori gioco e faccio la cagata. Solita. Attenzione, attenzione, vai Cherone. Ah, Dio mio. Non era più bello un bel 9-0, no? Non sto giocando benissimo, però purtroppo a me i video fa così. Per carità, non è che le vinco tutte 12.000-0, però insomma io ho una media di 4-5 gol a partita sicuri, insomma, quello sì. Eccola qua, eccola qua, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Sto soffrendo adesso, magari sta. Dai il beffone, nel suo momento migliore segniamo, dai il beffone, dai il beffone, dai il beffone, dai Kakà. Ma perché sbaglio no, ma perché sbaglio a tirare? Ma che cazzo? Ah, Dio, ma sto sbagliando l'inverosimile. 78esimo ragazzi, qua c'è il gol rischio, no vincer. No, sei un ladro di merda. Sei un figlio di puttana. Anche Moni? No, ragazzi, questo è il furto bavarese. È una brutta punizione questa, Dio mio. Butta via. No, così va incurato a mare, Marcelo. Dai, contropiede. Dai. Dai, Ronaldo, muovi il culo. Dai, Ronaldo, muovi il culo. Ronaldo, quel culo, Kakà! E vai a fare in culo. Cerchiamo di non fare stronzate, magari, per cortesia, per favor. Merda. Bravo, dai. Dai, per favore, su. Kakà. Cristiano, grande Cristiano. È sbagliato, niente da fare, non sono lucido. Merda, no dai, cerchiamo di finire con 2 gol di scarto, per favore, dai. Dai Marcelo, bravo. Lucone. Osil, e andiamo. Cacasigno, vai Cacasigno per Ronaldo.
sto qua che sboccio. 2 minuti di recupero. Bravo Marcelo. Sto sbagliando cose elementari. Scusami. Gol, ciao. Però ho sbagliato cose elementari oggi. Brutta partita. Con un avversario più forte non avrei fatto un cazzo. Finisce qua ragazzi. 4-1, ma giocato non bene. Bene dai. Seconda vittoria in divisione 7. Settima vittoria consecutiva. 14 vittorie e 4 pareggi. Allora raga, adesso mi scrivete sotto se volete praticamente un video a partita, cioè che adesso comincio proprio faccio un video a partita 3, 4, tutte quante, anche le sconfitte, qualsiasi cosa, o se invece volete gli highlight, cioè più partite messe insieme, però con un commento chiaramente, cioè, un po' frammentato, quindi non si capisce, cioè secondo me non si capisce un cazzo, o se no di fare una ogni tanto, cioè tipo, non so, sulla divisione 5, ma più si va avanti più ne faccio, però in queste divisioni che sono ancora le divisioni un po' del cazzo, farne una o due ogni tanto. Quindi insomma scegliete voi quello che volete, ragazzi, aspetto i nuovi giochi, avete un po' di pazienza che il Comendone non si è dimenticato di tutti gli altri giochi strategici, FPS, robe così, solo che adesso purtroppo non sono ancora uscite, quindi mi sto un po' arrangiando. Raga, saluto dal Comendone. Ciao!